Con Pietro Ruzzo, allenatore della Monserrato. Oggi è arrivata una sconfitta di difficile lettura perché è decisa, diciamo, da 2 calci di punizione. Volevo sapere, diciamo, se la prova comunque dei suoi ragazzi l'ha soddisfatta oppure no. No, mi ha soddisfatto ampiamente, proprio molto. Stiamo lavorando bene e giocando così non si retrocede. Quindi, però la differenza la fanno questi particolari, queste punizioni, perché la percentuale di gol che si subisce è spesso e volentieri molto alta su punizione o su calci piazzati o di conseguente realizzazione. Quindi se riusciamo a migliorare da quel punto di vista credo che si possa migliorare, si possa avere buona fiducia. Certo. Mister, oggi ho visto una squadra davvero solida in difesa, dove avete sbagliato davvero poco e appunto gli unici gol sono arrivati sul calcio piazzato. Questo è sicuramente frutto del suo lavoro, volevo sapere se anche questo l'ha soddisfatto. Sì, vabbè, spero che sia frutto del mio lavoro. Poi effettivamente abbiamo subito su azione, mi sembra, 2 o 3 gol su 8 o 9 che ne abbiamo, quindi certo. Di conseguenza i numeri sono presto fatti. Dobbiamo migliorare magari in effetti anche sulla fase conclusiva, cioè nel senso che dobbiamo provare a fare qualche gol noi, perché altrimenti, anche se loro segnano su punizione, potremo provarci noi a fare gol in modo tale da riuscire a recuperare le situazioni così negative. Certo. In linea di massima comunque va bene. Magari oggi finché dura. Una partita appunto contro la prima della classe, sì, però della classe. Voi avete dimostrato per esempio contro la Robur già di poter sicuramente riuscire, insomma. È una squadra che a me è piaciuta molto, quella di oggi, molto quadrata, non subiva, è una squadra che si difendeva benissimo, effettivamente non attaccava alle altezze probabilmente della classifica che mi aspettavo. Però attaccare significa anche battere punizioni, di conseguenza loro credo che il loro punto forte, se è questo, ti porta anche ad avere ottimi risultati e di conseguenza alla fine il risultato è quello, infatti. Però sono molto contento dei miei. Sì, abbiamo fatto veramente un'ottima partita, non inferiore a loro dal punto di vista del gioco, anzi non vorrei azzardare un po' di superiorità dal punto di vista del gioco, logicamente di parte, quindi probabilmente non l'obiettivo. Però credo di sì, però inferiore logicamente alle occasioni che loro hanno capitalizzato, a differenza nostra, che invece le punizioni abbiamo avute ma abbiamo fatto non granché. Va bene, grazie allora Mister Ruzzo, in bocca al lupo. Crepi anche a voi.